E siamo alla corsa numero 6, il premio Partisan, 11.000 euro è la moneta, è una categoria BC riservata a cavalli di ogni paese di 5 anni e oltre. Il campo dei partenti è limitato a 6, quindi c'è solo la prima fila dietro l'autostart e siamo sul miglio. Col numero 1 abbiamo Follower Day Room Riccardo Pizzatini, col 2 Edith Del Ronco Felice Facci, col 3 Espresso Italia con Marco Stefani, 4 Fetonte SL Lorenzo Baldi, con il 5 Cornelia OP Carmine Piscuoglio, con il numero 6 Felice Del Ronco Vincenzo Luongo. Sono sferrati agli anteriori Edith Del Ronco e Felice Del Ronco e la macchina incomincia ad avvicinarsi a quello che sarà il momento dello start. La macchina acquista velocità, i cavalli sono tutti allineati, si sono ritratti il numero 2 e il numero 5 e provano la partenza Fetonte SL ed Espresso Italia. Al momento tiene la posizione verso la corda Espresso Italia, sbotta di galoppo Fetonte SL, Espresso Italia a questo punto entrando in curva deve un attimo rallentare e quindi gli prende l'interno Follower Day Room che Numero quindi mantiene 4 la posizione Fetonte di leader. SL Sono 200 metri in squalificato. 14,6, Espresso Italia prova a mettere pressione a Follower Day Room con il chiaro obiettivo di provare a prendere la leadership di questa corsa. Ne esce fuori un match molto acceso, se le danno di santa ragione i due concorrenti in un 28,4 dei primi 400 metri. Espresso Italia non sente ragioni, non vuole cedere e quindi Follower Day Room deve continuare a marciare forte. Dietro di loro abbiamo Cornelia OP se vedo bene e poi seguono gli altri e in terza posizione della corda Edith Del Ronco. Continuano a darsene i due contendenti e ora Marco Stefani prova un attimo a limitare la velocità del suo allievo e arrivano a 800 metri ancora ovviamente con un 28,9. Stiamo andando davvero forte, stiamo andando verso il primo chilometro. Ovviamente Follower Day Room non molla più la posizione, Espresso Italia ovviamente ha fatto consumare, abbiamo perso il Fetonte SL all'inizio quindi sono rimasti in 5 e adesso dietro a Espresso Italia ci prova quello che è il controfavorito, quindi il controfavorito Felice Del Ronco, uno dei papabilissimi di questa corsa. Felice Del Ronco ha preso la schiena di Espresso Italia, Follower Day Room sembra assolutamente ancora solido, 14,9 anche per la retta delle scuderie ed è il momento di Vincenzo Luongo e Felice Del Ronco che parte in terza ruota seguito da Edith Del Ronco e prova a darsela a gambe Follower Day Room che entra negli ultimi 200 metri anche questi in 15 e quindi ci prova a difendersi Follower Day Room, non c'è più nessuno, anche Felice Del Ronco non riesce a seguire, segue solo Cornelia OP, grande prestazione di Riccardo Pezzatini di Follower Day Room che vince davanti al numero 5 Cornelia OP e poi Edith Del Ronco 1:12,7, dico 1:12,7, poco più di 2 minuti per questo rotolo appassionante, assolutamente godibilissimo per la vittoria di Follower Day Room Riccardo Pezzatini che funge sia da guidatore driver che da allenatore per la scuderia della signora Scognamiglio, questo maschio baio da Nadal Shiba e di Salice Day Room che vince il premio Partisan qua all'ippodromo Arcoveggio.